Ci vuole coraggio da parte di De Luca a venire qui da noi a raccontare tante bugie, una su tutte, cioè che la campagna dovrebbe essere rimborsata dal Veneto per i soldi che sono stati sottratti. Non poteva passare inosservata la presenza di Vincenzo De Luca alla kermesse trevigiana del Partito Democratico, dove il governatore campano non solo ha confermato la contrarietà alla legge sull'autonomia differenziata, ma ha aggiunto il carico da 90 su un tema sensibile come quello della sanità. La Campania, per esempio, viene derubata ogni anno di 200 milioni di euro nel riparto del Fondo Sanitario Nazionale. Non lo si sa al nord. La Regione Campania ha 11,9 medici ogni 1000 abitanti, il Veneto ne ha 15. Fendenti politici cui la Lega Zaiana con il capogruppo Alberto Villanova in testa replica duramente. De Luca dimentica tante cose, partiamo dalla Cassa del Mezzogiorno dei decenni passati per passare ai soldi del PNRR che sono andati come un fiume di miliardi verso il sud nella maggior parte, per arrivare ai servizi inefficienti e costosi che ci sono nella sua regione, per arrivare a quello che è un certificato proprio dell'ufficio parlamentare di bilancio dove si dice che il costo pro capite speso dallo Stato nei confronti delle regioni è molto più alto al sud rispetto al nord. Sud contro nord, nord contro sud, di certo si preannuncia un autunno tesissimo con un referendum abrogativo ormai alle porte. La battaglia che stiamo facendo è contro l'autonomia differenziata, ma è una battaglia su due fronti: contro questa autonomia differenziata, ma ancora di più contro il centralismo burocratico che sta dilagando in questo momento nel nostro paese. Basta bugie nei confronti dell'autonomia, basta bugie per raccogliere queste firme contro il progetto di autonomia, ma soprattutto ci vuole rispetto nei confronti dei veneti, un popolo che lotta da decenni per raggiungere questo diritto sancito dalla Costituzione e non merita di essere preso in giro da persone come De Luca e dal PD. Per Vanessa Camani, capogruppo Dem in Consiglio regionale, quelle di Villanova sono parole di disprezzo e di leggio, lo specchio, testuali parole, di quella cultura dell'arroganza e della prepotenza del nord verso il sud del paese, infarcita di cliché dal sapore razzista. Sullo sfondo poi le tensioni meno eclatanti nei toni ma forse più dirompenti nella sostanza tra CEI e fronte autonomista dopo la stroncatura dei giorni scorsi da parte dei vescovi italiani, con Luca Zaia che nelle scorse ore ha accolto con grande favore, si legge in una nota, la disponibilità del cardinale Matteo Maria Zuppi ad aprire un confronto di alto livello sul tema, apertura che però al momento non sembra certo un placet ma un timido ramoscello d'ulivo.